Una sconfitta, forse la più brutta della stagione, perché il Cagliari di oggi non ha assolutamente giocato per almeno un tempo e non lo ha fatto anche perché non messo nelle condizioni di farlo. Una formazione che si è dimostrata sbagliata in avvio, soprattutto per quella che è stata la scelta dell'attaccante contro una Lazio che doveva attaccare, quindi che aveva un tema ben stabilito alla vigilia, quello di tentare di vincere dopo tante partite in cui era rimasto a secco. Il Cagliari poteva agire di contropiede come ha fatto con il Napoli, con due giocatori molto rapidi davanti. Era quasi scontata la conferma di Farias nel momento in cui doveva essere recuperato Clavane. Invece per assurdo la formazione ha ricalcato per 10 undicesimi quella che ha giocato con il Napoli, ma con l'inserimento di Cerri. Cade un po' ancora una volta l'occhio sulla scelta di Cerri, tenendo in conto che hai sia Farias che Sau che hanno ritrovato il gol in panchina, in una partita in cui sai anche che non potrai essere dentro l'area avversaria per lungo tempo, e considerando ulteriormente il fatto che Cerri non è neanche un colpitore di testa. È stata una gara infatti in cui nel primo tempo il Cagliari è stato del tutto inconsistente in fase offensiva, non ha punto la Lazio che ha potuto attaccare come meglio credeva, ottenendo due gol ma non solo, avendo anche altre occasioni per passare. È vero che in occasione di almeno un gol ci sarebbe da rivedere qualcosa su quello che è successo dentro l'area, è vero che anche successivamente c'è stato forse un fallo in mano che la VAR non ha voluto nemmeno guardare, che poteva riaprire il match e riportare il Cagliari sull'1-1. Ma è altrettanto vero che il Cagliari ha iniziato a giocare nel secondo tempo quando ha variato la squadra, non ha tolto Cerri per Farias e quando è passata a una linea diversa con tre difensori. Clavani è uscito perché probabilmente vuole essere risparmiato per il futuro, è entrato Payaz per spingere a sinistra. Per almeno 20 minuti il Cagliari ha giocato alla pari, sarà anche perché la Lazio paga del risultato, non aveva più intenzione di accelerare più di tanto, ha subito il gol del 3-0 e lì si è vista la mentalità che ha assunto in questo caso il tecnico in vista dei prossimi match, cioè quella di risparmiare al massimo. Ha tolto Barella, inserito De Sena ed è parso questo a 20 minuti alla fine come dire: la partita l'abbiamo persa, non c'è più niente da lottare. La lotta c'è stata perché la Lazio ha continuato ad attaccare, voleva far segnare Immobile che non è riuscito a farlo. Il Cagliari ha tentato di salvare la bandiera, lo ha fatto con la prima volta in cui è stato chiamato alla VAR Manganiello, anche in questo caso per un contatto dentro l'area, una gomitata subita da João Pedro che poi ha trasformato il calcio di rigore per salvare la bandiera. 3-1 il risultato finale. Però ci sono troppe cose sulle quali riflettere. I giocatori non devono necessariamente giocare per giustificare il mercato, questo è un primo messaggio. Devono giocare soprattutto quando possono dimostrare il loro valore in un contesto tecnico-tattico che li può favorire, li può mettere nelle condizioni di giocare a loro agio, ma soprattutto bisogna anche fare in modo che il Cagliari riprenda ad essere una squadra sì compatta, lo farà con il recupero degli squalificati certamente e degli infortunati, ma che badi soprattutto a quello che succede nel campo. Sono due fasi diverse, guai se adesso che si avvia il mercato si dovesse operare in funzione di questo, perché peraltro il calcio italiano continua con le sue strutture. Il mercato chiuderà il 31 di gennaio. Portarsi dietro questa palla al piede in un periodo in cui è necessario evitare di scivolare troppo in basso, perché la classifica potrebbe diventare difficile, è necessario assolutamente fare in modo che la testa ritorni al campo. Già da mercoledì, affrontando il Genoa e tentando di vincere mettendo in campo i giocatori migliori, indipendentemente da poi quelle che saranno le strategie adottate dal 1° gennaio, o meglio dal 3 gennaio in poi, in vista di un mercato di riparazione in cui il Cagliari certamente ci sarà e probabilmente non solamente per gli acquisti ma anche per le cessioni.